Dopo i 3 giorni di esibizioni delle orchestre scolastiche provenienti dalla Sicilia e anche da istituti di oltre lo Stretto, si attende la giornata conclusiva che si svolgerà domani, domenica, presso il Tempio di Giunone alle ore 17 e che vedrà lo svolgimento della cerimonia di premiazione con la straordinaria partecipazione dell'Orchestra Scolastica Siciliana. Intanto positivi giudizi sulla manifestazione, come dichiaratoci da diversi dirigenti scolastici e da alcuni alunni, e alto il livello qualitativo dei percorsi musicali, a detta dei rappresentanti della giuria del concorso Euterpe Mediterraneo in Musica, giunto alla sua 15ª edizione. Un bilancio assolutamente positivo, sia dal punto di vista della partecipazione numerica delle scuole, sia dal punto di vista della qualità e soprattutto della varietà. Orchestre che hanno spaziato sia per quanto riguarda generi, stili e gruppi e specialità strumentali, quindi assolutamente positivo sotto questo punto di vista, e concluderemo in bellezza con questa grande orchestra formata da 130 giovani musicisti provenienti da tutte le province della Sicilia che compongono questa orchestra scolastica regionale, che è la prima che si forma nella storia della Sicilia, che è un progetto che è partito quest'anno e speriamo di portarlo avanti, che ha delle prestigiose sedi dei concerti e che tra queste prestigiose location avrà pure la Valle dei Templi che ospiterà questa grande orchestra, quindi domenica alle ore 17. Allora, quest'anno è stato un bellissimo anno dal punto di vista musicale e artistico, perché abbiamo notato delle performance di altissimo livello delle scuole che hanno condiviso questi momenti di musica qua nella Valle dei Templi. Quindi è stato bello apprezzare il lavoro fatto dai docenti e da questi meravigliosi ragazzi. La domenica c'è un evento particolarissimo per Agrigento sicuramente, c'è questa orchestra polo degli alunni regionale, degli alunni a indirizzo musicale, un'orchestra di 140 elementi. Noi abbiamo seguito un pochettino qualche prova di questa bellissima orchestra, che è un evento per Agrigento, e poi si concluderà con la premiazione della rassegna Euterpe. Devo dire che è una sensazione altamente positiva. In questi 3 giorni ho avuto il piacere, perché è la prima volta che faccio parte di questa commissione e ho accettato con somma disponibilità e piacere, ho avuto la possibilità di ascoltare dei buoni e ottimi complessi e soprattutto anche dei ragazzi molto promettenti, alcuni come solisti e alcuni facenti parte di gruppi strumentali e vocali. Do un giudizio altamente positivo, no, così com'è per me va abbastanza bene, è organizzata bene grazie ai responsabili e a tutto lo staff che ruota attorno a questa manifestazione. Devo fare i miei più vivi complimenti a tutti gli organizzatori, al professore Stefano Tasè, alla professoressa Anna Maria Van der Poel e a tutti i componenti che ho visto come si sono prodigati e sacrificati per portare avanti con grande responsabilità e sacrificio la realizzazione di questa manifestazione. Mi aspetto del resto cose positive anche dal proseguo di questa manifestazione di oggi pomeriggio e della conclusione finale di domenica sera, a cui sarò presente perché mi piace conoscere questa realtà che si esibirà domenica pomeriggio.